Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0 in un nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno anche in questo 5 novembre, in questo venerdì. Andiamo a sentire le sorprese, le novità che ci regalano anche oggi le nostre stelle e noi intanto vi auguriamo un buon ascolto. Per gli amici dell'Ariete oggi sarà una giornata sottotono, di grandi iniziative proprio non se ne parla, il lavorio oggi è tutto interiore, al massimo nel tempo libero vi date al bricolage, insomma. Desideri e malumori sono tutti chiusi nell'anima, se non siete pronti a svelare i vostri segreti però non lo farete oggi. Toro, partner geloso per voi amici del Toro, persino più possessivo di voi, pensate un po', sarà questo il vostro karma in giornata, vi tocca pagare per tutte le pretese accampate e un tempo sulla dolce metà. Come recita il proverbio, infatti, chi la fa l'aspetti. Ora provate voi cosa significa sentirsi il fiato sul collo. Gemelli, luna stacanovista in questo venerdì, il lavoro è il leitmotiv della vostra giornata, anche perché la situazione attuale mette alla prova le vostre doti di duttilità e inventiva. Risolvere complicazioni aziendali o barcamenarvi tra questioni intricate, pensate un po', può diventare addirittura una passione. Cancro, Luna e Nettuno sono dolcissimi con voi per una giornata tutta dedita all'amore, in barba a Venere e Plutone opposti e ipercritici nei confronti del partner. Il vostro tempo oggi lo dedicate ai figli perché trovino in voi importanti punti di riferimento e non smettano mai di sognare. Amici del Leone, invece, per voi la giornata si prospetta in salita. L'invito delle stelle è quello di provare a risolvere le situazioni con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate come fate di solito. In famiglia, in più, rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali sapete benissimo di avere torto. Vergine, se avete in programma un incontro importante per il vostro futuro in giornata, portate con voi il sorriso più smagliante e lasciate a casa le insicurezze, invece. Siete ancora più motivati nel raggiungimento dei vostri obiettivi, questo grazie alla grande quantità di pianeti in sestile per voi. Bilancia, difficile vivere un amore segreto e unilaterale, magari l'altro non se lo immagina nemmeno e basta una parola, un gesto fuori posto per ferirvi. Finanze rimpolpate d'altra parte da piccoli guadagni, utili a concedervi incursioni consolatorie e magari in pasticceria. Scorpione, oggi potete godere di quasi tutto il cielo a vostro favore, solo Giove e Urano scompigliano un po' le carte, ma se il primo è innocuo, del secondo meglio non fidarsi. Trattative difficili in questi giorni con un interlocutore imprevedibile che vi lascia intendere tutto e il contrario di tutto. Passiamo quindi al Sagittario, sarà un venerdì sottotono per voi, la colpa datela pure al Sole e la Luna, immobili in 12ª casa, mentre Nettuno vi impigrisce con la sua quadratura. Amate la famiglia, ma ricordate di non fare l'errore di darla per scontata, gli affetti inossidabili sono infatti le vostre radici, ricordatelo. Capricorno, titolone oggi sul quotidiano delle stelle, Venere entra nel vostro segno, incamminandosi verso Plutone che l'accoglierà con un abbraccio passionale. Focus sull'amicizia in giornata che se con il benestare di Urano dovesse diventare amore sarà affar vostro. Acquario, protetti dallo scudo di Giove, ne avete di che in pratica non sapete nemmeno voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti. Tanto da fare in casa, se avete rinnovato il mobilio, in più oggi si ribalta tutto per fare spazio ai nuovi acquisti, naturalmente. E chiudiamo infine con i pesci. L'immaginazione alimenta la creatività per voi, sempre in fermento nella vostra mente iperattiva. Musica, pittura, fotografia o poesia, le vostre arti preferite. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve affidatevi all'intuito. Ed è tutto quindi anche in questo venerdì dalle nostre stelle di novembre. Grazie per essere stati ancora in nostra compagnia. Noi ci ritroviamo nei prossimi appuntamenti con tutte le novità dalle stelle. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0